Niente chiacchiericcio, solo il rumore delle serrande che si abbassano. Ore 18, Piazza delle Erbe, centro storico di Padova. Il vociare tipico del momento dell'aperitivo si ferma e i pochi che sono ancora seduti ai tavolini finiscono il bicchiere e se ne vanno. Le immagini di lunedì sera, la prima serata con le nuove regole previste dall'ultimo DPCM del governo. Bar e locali chiudono alle 18, molti però a Padova scelgono di farlo addirittura prima. Hanno già accatastato seggiole e tavolini. Le piazze del centro di Padova semideserte, mentre con amarezza i gestori abbassano le saracinesche rassegnati. È necessario evitare assolutamente in qualsiasi luogo della città dove si possono In Piazza dei Signori il rintocco delle campane accompagna l'auto della Protezione Civile che diffonde i messaggi invitando i padovani ad evitare assembramenti. Qualcuno affretta il passo per rientrare a casa. Scene ad ottobre che assomigliano a quelle viste a marzo. La seconda ondata di Covid spaventa ancora, ma questa volta aumenta anche la preoccupazione per i gestori delle attività commerciali, tante quelle che rischiano di non sopravvivere alle nuove restrizioni. Il centro presidiato dalle forze dell'ordine, poliziotti e vigili a piedi anche in zona Duomo, le pattuglie dei carabinieri che illuminano le piazze mentre le ultime serrande si abbassano ancora.